Allo stadio Franco Cimma di La Spezia si gioca la quarta giornata del campionato di promozione girone B tra Don Bosco, Spezia e Molassana. Parte forte il Molassana e apre le marcature al 15° con Praglia che mette dentro un pallone addomesticato con il tacco da Venturelli. Dribbling e palla dentro per Costa che dopo aver controllato calcia e segna il gol dell'1-0. Ci prova subito il Don Bosco con questa imbucata per Sant'Unione, ci prova con il tocco sotto il numero 10 ma non trova la porta. Episodio da Moiola al 17°, Praglia anticipa tutti, prova a passare in mezzo a due avversari rimediando un colpo al volto. Per il direttore di gara si deve continuare, noi ci affidiamo al nostro replay. Al 27° arriva il raddoppio Molassana, Costa riceve sulla fascia, serie di finte, cross in mezzo verso traverso, letale il numero 9 che segna il gol del 2-0 nonché il suo quarto stagionale. Spinge ancora il Molassana e al 34° Venturelli cerca lo spazio per la conclusione, lo trova ma il pallone termina largo. Nell'unico minuto di recupero assegnato dal direttore di gara arriva il gol che riapre la partita, punizione perfetta di Morettini e all'intervallo si va sul risultato di 2-1. Inizia il secondo tempo e dopo appena 30 secondi Giordano viene espulso per questo contrasto con Praglia, nessun dubbio per il direttore di gara che estrae il cartellino rosso. Dopo 5 minuti si torna in parità numerica, Altamore entra in ritardo su Napoletano, secondo giallo e rosso per il capitano del Molassana. Si alzano vertiginosamente i ritmi, al 10° minuto Sant'Unione scarica per Sbarra, calcia a botta sicura il numero 4 ma Carlucci ci mette i piedi e allontana. Risponde colpo su colpo il Molassana attraverso alla cieca, cerca Venturelli, stop e conclusione di Mancino per il numero 11 che non trova lo specchio della porta. Arriva ancora sui piedi del numero 11 il pallone del possibile 3-1, Venturelli salta un uomo ma la sua conclusione si infrange sul palo e sulla ribattuta Praglia non riesce a trovare la porta dopo 2 conclusioni. La legge più antica del calcio colpisce il Molassana, gol sbagliato, gol subito, vince 3 rimpalli Sant'Unione scarica in mezzo dove Di Muri calcia a botta sicura, murata la prima conclusione dal disperato intervento della difesa del Molassana che non può nulla sulla seconda conclusione di Campagni che segna così il gol del 2-2. Dopo aver dato il là ai 2 gol della rimonta è Sant'Unione a segnare il gol partita al primo minuto di recupero, lancio diretto dal portiere vincente la spizzata di Cuccole, Sant'Unione anticipa tutti e segna il gol del 3-2 che vale 3 punti per il Don Bosco. Ale,